Imperi e striscia positiva di fatto da 4 giornate con 3 vittorie e un pareggio nell'ultimo periodo di campionato legato anche ai recupero, una striscia di 4 giornate anche per la Folgore Calatese ma senza vittorie, padroni di casa che giocano a mente sgombra, ospiti bisognosi di punti, ecco perché il primo pericolo è di Marca Brianzola col colpo di testa di Bini su angolo da sinistra che termina però alto sopra la traversa, risposta locale ad opera di Calderone, ambiziosa la giocata del numero 9, alto però sopra la trasversale il tiro dell'attaccante locale calatese che prova un po' di più in questo primo tempo. D'Antoni impegna non severamente Trucco, poi Bini vede annullarsi quello che sarebbe stato il gol del vantaggio per una posizione irregolare a centro area sulla punizione calciata da destra. Bini che è protagonista di una parapiglia al minuto 26, il direttore di gara salomonicamente decide per il rosso al numero 4 della Folgore, ma per il rosso anche a De Bode dell'Imperia nell'occasione sparring partner del difensore ospite, 10 contro 10 e alla ripresa del gioco D'Antoni sbaglia lo stop a porta praticamente vuota, il motivo per cui la prima frazione termina in pareggio reti bianche, unito anche alla conclusione all'atto di poco di Stefano. La ripresa in salita nelle immagini del nostro Fabio Malinari inizia con Capra che non sfrutta un patatrack della difesa ospite, le finte del Joker, ma la conclusione è poco convinta e Bertozzi para senza difficoltà. Qualche impressione in più per il volo plastico di Trucco su colpo di testa di Couda al 52esimo, 2 minuti più tardi ancora Folgore Calatese con Cico che da ottima posizione non trova lo specchio della porta. È una ripresa a favore della formazione del patron Criscitiello perché c'è un tentativo anche di Stefano, l'ultima parola è però per Cecchi che dalla distanza impegna Bertozzi, ma onestamente sarebbe stato un po' troppo. L'Imperia un punto se lo marca e come mercoledì trasferta a Casale.